Per me la lingua corsa è il sorriso e la voce della mia nonna. Quando è che avete imparato a parlare corso? Mi pare che un pannello di già sentivo parlare corso in casa, a mia mamma, a mia nonna, e miei zii. Sono stati arrivati per i ironi. O mio babbo era naigarore. Sono i ironi che mi hanno arrivato. Non si parla corso in casa, in carruglia, iaccio, due campaio, o carruglia dritto in un paese, e tutto il mondo parla corso, non si parla che corso. Allora, la questione, quando ho imparato a parlare corso, non so mica. Sempre, mi pare, si può dire che a mia lingua materna, la vera lingua materna, imparata da ironi, e poi dopo mia babbo, i miei zii, tutto il mondo parla corso. Bon, si può dire che a nascita, ha un teso parlare corso. Quando la dublate a lingua corsa? Beh, si può dire che è per via di questa lingua che oggi sono diventato giornalista. È importantissimo questo affare. All'epoca, nell'annata 80, si cercava, a grazione di RCFM, si cercava gente che parlasse corso. E dunque ho spostato la mia candidatura e finalmente questa lingua che mi ha aperto un po' un mestiere. E oggi è vero che si è imparato un po' di più, mi tragiate, mi si è mandato ancora informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi ho lavoro in casa, sempre in casa, e si può dire, tutta la giornata, tutta la mia vita, e poi c'è una fare un po' di più, e io penso corso. Quando sono innervato, quando sono pressato, penso corso. Quando ho sognato di un corso, dunque si può dire un corso come francese, faccio parte della mia vita oggi. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa è a metà, il mio paese, il mio mare, i miei scogli, i miei mucchi, la mia famiglia, gli anziani che sono partiti, i giovani che sono giunti. E tutta la mia vita la do sempre con me. La lingua corsa faccio parte un po' della costruzione di una persona. Parlo di corso, ma per altri paesi è l'affare di stesso. La lingua è... E poi a me ho la fortuna di viaggiare assai. Mi sono visto quando ero in America Latina, magari in New York, in Italia, è più facile, in Spagna. Questa lingua corsa mi ha sempre aiutato a discorrere, a fare scambi con quella gente. È una vera lingua, è una ricchezza di questa bilingue. Come dite bene di lingua corsa? C'è che la gente, che corsi, noi, gli anziani, tutto il mondo, a parlare questa lingua. E ci sono di volte gente, anche l'anziano che dice intanto si parla in casa, la lingua dell'università non è più corso, un specie di mischio. No, la lingua corsa è moderna, e c'è campagna con la lingua corsa da ora. C'è tanto e oggi oggi. E pas che questa lingua campissi bene, c'è a parlare.